ho invitato Autodeterminazione, che è la forza politica che per prima intanto ha indicato un proprio candidato presidente, che ha un nome che già, come dire, è in programma, no? Doveva essere presente anche Andrea Muggia, ma ha avuto un disguido, quindi non è potuto presente, ma abbiamo Fabrizio Palazzari che interverrà. Non so se vuol dire aggiungere qualcosa rispetto adesso su quello che ho detto, o se vuoi fare un intervento poco. Faccio un saluto e poi buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie per essere qui questa mattina e grazie a Michele per averci invitato e coinvolto in questa iniziativa. Quando Michele mi parlò della sua idea di fare questo evento a Baulado su autonomia, indipendentismo e autodeterminazione, l'abbiamo fatto davanti a un caffè a Cagliari ed era anche la prima volta che io conoscevo di persona Michele e ne ho apprezzato molto proprio l'apertura, il dialogo e anche come si è posto nei confronti del tema e dell'invito. E quindi è stato naturale per noi accettare questo invito, sia per la naturale simpatia proprio a livello umano e politico che è nata, ma poi anche per l'importanza del tema che è un po', come detto, nelle corde, nell'anima, nei valori del progetto Autodeterminazione che oggi qui rappresento. È vero che non c'è il nostro candidato Andrea Muggia, che comunque manda i saluti a tutti, purtroppo un disguido lo ha ritardato la sua presenza. Lui comunque vive ancora tra la Sardegna e Bruxelles Europa, quindi ha anche difficoltà logistiche a volte. Perché è importante per noi? Per noi essere qui oggi è importante per almeno 3 motivi. Innanzitutto per affrontare insieme temi così importanti che hanno implicazioni sia politiche che culturali, ma anche di tipo costituzionale e poi anche un impatto diretto sulla qualità della nostra vita. Perché il motivo per cui è nata anche autodeterminazione è un motivo legato alla volontà di mettere insieme varie anime, che sono anime che rientrano per valori e culture politiche dentro queste 3 definizioni. Abbiamo anime autonomiste, molto radicali ma autonomiste, anime indipendentiste e anime che si riconoscono nei valori dell'autodeterminazione, che è un concetto che, oltre che avere un significato di tipo proiettivo, di popolo o di comunità aperta, ha anche un significato soprattutto individuale. Cioè, oggi parlare di autodeterminazione in Sardegna, ma nel mondo in generale, non può prescindere da un'analisi profonda del nostro sé come individui e anche dalla nostra autorealizzazione. Quindi è un progetto che vuole consentire da un lato di affermare i diritti della Sardegna in campo italiano, europeo, ma soprattutto anche di affrancare i sardi da tutti quei limiti che ancora oggi limitano una piena presa di consapevolezza del sé e di realizzazione di se stesso. E quindi da qui nasce questo progetto, che è teoria, ma è anche e soprattutto prassi. Nel nome autodeterminazione c'è la parola importante nazione sarda, ma se noi guardiamo il termine c'è anche un'altra parola molto importante, che è la parola azione. E infatti l'azione è un elemento caratterizzante di questo progetto che ormai da un anno, è nato circa un anno fa, non si è mai fermato, nonostante abbia avuto anche, vista anche l'ambizione del progetto, le sue difficoltà, e ha saputo trasformare quello che era un pensiero politico anche in una prassi, in un'azione, che per me è l'elemento più importante di questo progetto. Fare azione in Sardegna oggi in campo politico vuol dire innanzitutto mettersi in maniera più aperta in dialogo con tutti. Allo stesso tempo fare in modo che l'azione che noi portiamo avanti come i nostri valori, la nostra visione di Sardegna e anche i nostri principi possa essere un'azione che possa essere modificata, che si possa modificare in corso d'opera. Io personalmente in questo anno ho vissuto in questo modo il progetto e devo dire che mi sono fatto permeare dagli input, dagli stimoli esterni che ho avuto e la visione che ho oggi di questo processo e anche della visione di Sardegna nel contesto nostro ma anche esterno è mutata, perché mi sono fatto proprio
cambiare questo processo, e vorrei che questo fosse l'approccio di tutti coloro che si dicono a autodeterminazione, che comunque oggi avviano un processo di cambiamento vero della Sardegna. Sardegna che, ricordiamo, qui il mio avvio anche conclude questi saluti, oggi vive un momento molto difficile e complesso. Siamo alla fine di una lunga crisi, una crisi che dura 10 anni, è stata nel 2008, oggi siamo nel 2018, quindi siamo alla fine di un periodo di crisi lunga, complessa, che ha veramente indebolito il tessuto economico e sociale sardo. Lo ha fatto anche a livello di presenze. Noi in questi 10 anni abbiamo perso quasi 30.000 sardi che sono emigrati, e questo è un dato preoccupante, perché comunque la Sardegna ha una tradizione di immigrazione lunghissima. In più abbiamo dati, e se ci fermiamo con i macroeconomici, a livello di PIL, di ricchezza, il deficit, cioè il livello di ricchezza che abbiamo oggi, è percentualmente molto inferiore a quello che avevamo 10 anni fa. E questo è testimoniato anche dalla nostra posizione nell'Unione Europea. Noi dall'anno scorso siamo stati nuovamente declassati nelle regioni in via di sviluppo. Prima eravamo in quella di transizione, oggi anche l'Unione Europea certifica la nostra povertà. Perché questo? Perché tra le 256 regioni europee abbiamo una percentuale del PIL inferiore all'80%, fatto 100 il livello medio della ricchezza europea. Quindi non è solo una percezione, ma è una realtà. La Sardegna esce da questo decennio di crisi molto debolita. Però a mio avviso in questi 10 anni sono stati gettati anche importanti segni di sviluppo, che daranno i loro frutti già adesso, ma soprattutto nel decennio che sta per iniziare, che è quello 2019-2029. Sono i frutti di chi ha creduto nel fare impresa in Sardegna e in una condizione di crisi lo ha fatto affidandosi ai veri valori dell'economia sarda, quindi non più alle sirene del petrolchimico o dell'industria metalifera, ma ha saputo fare impresa nei settori che sono più vocati: l'agricoltura biologica, il turismo responsabile e attivo, l'integrazione sociale, l'agropastorale, l'industria di trasformazione dell'agroalimentare. Insomma, questo è uno degli motivi che mi fa pensare a un futuro positivo della Sardegna, ed è per quanto riguarda il creare lavoro. Un altro elemento dove noi abbiamo e siamo arretrati molto è sul tema del lavoro. Il lavoro oggi in Sardegna, come avviene in Italia ma anche in Europa, ha perso la sua funzione che ha sempre avuto, che a mio avviso è quella di dare reddito ma anche dignità. Oggi il lavoro in Sardegna non dà né reddito né dignità, abbiamo veramente eroso tutti i diritti sociali. In questo io non posso sentirmi molto vicino anche a posizioni come quella che Michele rappresenta, e molti di noi rappresentiamo, di recupero dei diritti sociali a cominciare dal lavoro. Quindi una vera autodeterminazione, intesa come un processo comune dove, partendo dai nostri valori profondi che sono culturali, della lingua sarda, delle tradizioni, di quella che Simon Mossa chiamava la comunità etnica, quindi lontana da ogni sciovinismo o da ogni campanilismo, ma come presa di coscienza vera di quello che ci accomuna, che tu hai anche descritto nella tua esperienza, che chiunque viva fuori dalla Sardegna. Io stesso ho vissuto più di 12 anni all'estero, posso confermarti che non si sa come spesso anche tra migliaia di persone capita di riconoscere, ma deve essere un sardo, quindi c'è questa comunità oggi deve diventare progetto politico e deve diventare, a mio avviso, mettendo al centro la politica. In questi 10 anni abbiamo fatto anche un altro errore, anche in Sardegna abbiamo delegato alla tecnica la soluzione dei nostri problemi, pensando che i tecnici fossero coloro in grado di avere le soluzioni. Non a caso l'ultimo quinquennio si chiude con una giunta dei professori, il massimo della forma tecnica accademica esistente. Anche lì, e lo testimoniano certe riforme, a cominciare da quella sanitaria, il delegare tutto ai super manager, ai tecnici, non è un modo giusto di affrontare i temi. La politica non può più abdicare al suo ruolo, che invece deve essere quello di essere competenti, quindi la competenza deve essere una dote del politico e della politica, e la politica deve riaffermare il suo primato, cioè viene prima la visione e quello che vogliamo raggiungere, e poi il modo in cui lo raggiungiamo. Per restare in campo sanitario,
non è che io faccio la riforma perché devo garantire che l'ultima linea del conto economico sia inutile, ma faccio la riforma perché voglio garantire un diritto alla salute, e quindi un diritto alla salute pieno nei territori centrali come in quelli periferici, nei piccoli comuni come nelle grandi città. E quindi queste sono un po' le suggestioni che vorrei lanciare oggi. Abbiamo bisogno veramente di affermare un nuovo modo di fare politica, di viverla. Noi come autodeterminazione in questo anno abbiamo anche creato una militanza nuova, che non è quella dell'affezione, ma una militanza quasi a vocazione chiamata. Tutti siamo persone che lavorano, che sono impegnate, che non vivono di politica, però siamo riusciti comunque a fare a luglio 10 elezioni territoriali in tutte le province, incluso anche il distretto, dando rappresentanza all'immigrazione sarda organizzata. Abbiamo eletto i nostri 45 delegati territoriali, abbiamo costituito 9 coordinamenti territoriali che sul territorio coordinano le nostre attività, andando a coinvolgere più di 100 cariche elettive. E in più abbiamo fatto assemblee territoriali, presidi, siamo stati presenti nei comuni dove si vanno a chiudere presidi ospedalieri importanti. Abbiamo denunciato questa vergognosa legge elettorale che da 5 anni ormai ha cercato di trasformare un sistema che ormai è multipolare in Sardegna in un sistema bipolare, e questa è una forzatura che sta dimostrando e ha dimostrato tutti i suoi limiti nella fase finale di questa legislatura. Lo ricordiamo con la legge urbanistica. La legge urbanistica si apprestava a entrare in aula per essere dibattuta, una legge che tra le tante cose andava di nuovo a violare il principio sacro della inviolabilità, dell'edificabilità di 320 della linea di corsa. Noi abbiamo indetto un referendum abrogativo contro l'ingresso in IPR di quella legge, forma unica dell'autonomia sarda. Dopo 2 giorni dall'annuncio del nostro referendum, quella legge è stata ritirata, non è stata presentata in Consiglio regionale. Ora, non sappiamo quanto sia dipeso da noi o dal fatto che comunque alla base c'era il grande vizio di fondo che è collegato alla legge elettorale, cioè non garantire la piena rappresentanza di 130.000 sardi, come è avvenuto nel 2014 in Consiglio, che non hanno espresso un consigliere, ha inciso sulla qualità delle politiche pubbliche. Aver fatto una legge urbanistica che non ha tenuto conto di certi interessi che sono rimasti esterni alla Regione Sardegna, al Consiglio regionale, ha determinato il fatto che poi quella legge fosse veramente inadatta a rappresentare gli interessi di tutti i sardi. E quindi, qui veramente concludo, anche la legge elettorale dovrà essere la nostra priorità. Noi vogliamo una legge elettorale in senso proporzionale, dove ogni voto abbia una sua importanza, uno vale uno, e mai più leggi con soli sbarramento che in Europa troviamo solamente in Turchia. E non lo diciamo perché abbiamo paura di non superarlo, noi quelle storie le supereremo, ma non è giusto che forze politiche emergenti e che emergeranno nei prossimi anni in Sardegna devono da subito avere questo ostacolo del 5% per entrare in Consiglio regionale. Quindi piena rappresentanza a tutti i voti, piena rappresentanza a tutti gli interessi veri della Sardegna, piena apertura a tutti i movimenti, come sta avendo oggi, che vogliono contribuire a costruire questo percorso che non può essere che comune. Con questo ti auguro e ci auguro buon lavoro. Grazie Fabrizio. Ciò che hai già sollevato un bel po' di temi su cui poi magari anche i relatori che verranno dopo avranno l'occasione di